La festa della zucca di Melara, arrivata alla 33esima edizione, rappresenta un esempio concreto del lavoro dei polesani. Abbiamo un'agricoltura sotto assedio in questo momento per tutta una serie di motivazioni, per cui è giusto poter valorizzare i prodotti della nostra terra, il sudore del lavoro di chi la nostra terra la lavora e valorizzare soprattutto una comunità. Melara è un paese di 1700 persone che però negli anni ha saputo distinguersi, paese di confine, come dice il sindaco molto spesso un paese di frontiera, che però sa lavorare, che raccoglie le proprie risorse fisiche, economiche e anche mentali, perché bisogna fare anche quello, per il grande lavoro, per il grande miracolo che ogni anno si verifica ed è quello della festa della zucca. Mi raccomando, insomma, vi aspettiamo ad agosto, dal 7 al 19 agosto, tutti presenti a questa manifestazione che raccoglie la comunità, che fa comunità e che regala anche gli odori e i sapori della nostra terra. La festa della zucca di Melara ormai è alla 33esima edizione e siamo consapevoli che a partire da una tradizione che è quella del tortello fatto in casa si è creata tutta una situazione di gestione dal punto di vista dell'agroalimentare che ci dà possibilità anche di sviluppo futuro. In un certo senso l'obiettivo è trasformare la vostra eccellenza, il tortello di zucca, in una deco. Sì, è l'obiettivo a breve, nel senso che vorremmo farlo entro il prossimo anno, è già un po' che ci stiamo lavorando, purtroppo sono cose non semplici da portare avanti, però la riteniamo fondamentale, è un passo strategico per far riconoscere un'eccellenza anche da un punto di vista del marchio, ecco. Sintetizzando, una storia lunga 33 anni. Quali sono secondo lei i passaggi che caratterizzano di più questa epopea? Diciamo gli inizi difficili, stentati, adesso sicuramente una struttura importante. Io vorrei sottolineare tre cose: volontariato, dedizione, passione per il territorio. Avremo la possibilità di far assaporare ai nostri visitatori varie pietanze, dal tortello con la zucca, vari tipi di grigliate, insomma ne abbiamo per tutti i gusti. Così anche come dal punto di vista musicale. Avremo serate in cui ci saranno dei format, serate di tribute band e quindi insomma anche musica per tutti i gusti. Tutto questo non sarebbe possibile se non ci fosse l'aiuto Di tutti i nostri volontari, che veramente siamo in tanti, e insomma ringrazio quindi sia la Proloco che anche tutte le altre associazioni, gli scout, il circolo Noi, l'Avis, insomma grazie a tutti.